E noi questa sera faremo un viaggio nell'isola e da Dorgali adesso ci spostiamo nel sud della Sardegna, in una cittadina di 70.000 abitanti che viene considerato il terzo comune più popoloso della nostra isola. Diamo il benvenuto all'Associazione Folk Culturale Suidano di Quartu Sant'Elena. Buonasera, ben arrivati. Fondato nel 1976, hanno quasi 50 anni di carriera alle spalle, si dedica al recupero e alla salvaguardia delle tradizioni locali, in particolare del costume tradizionale di Quartu Sant'Elena. Possiedono la più importante collezione di abiti quartiesi del Campidano. Dal 1980 partecipano alle più importanti manifestazioni in giro per la nostra isola, ma sono stati anche loro apprezzatissimi protagonisti sia a livello nazionale che internazionale. Tutti gli anni organizzano a Quartu diverse manifestazioni, tra le quali ricordiamo la mostra I tessuti o panni degli antenati, giunta quest'anno alla 26esima edizione, e la manifestazione Così vestivano a Quartu, che ripercorre oltre 100 anni di storia della città attraverso il vestiario antico, giunta alla 19esima edizione che si svolgerà il 7 di settembre. Questa sera sono accompagnati all'organetto da Giacomo Longoni, che salutiamo. Buonasera Giacomo, ben arrivato. Inizieranno con un loro ballo tipico, che è sul ballo dei Sumucadori, e a seguire sul ballo Tundu. Signore e signori, vi lascio in compagnia dell'Associazione Folk Culturale Suidano di Quartu Sant'Elena. Facciamo un grandissimo applauso ai nostri amici di Quartu Sant'Elena che ci hanno appena regalato su ballo e su Sumucadori, ma prima di vederli nella prossima esibizione io volevo fare due chiacchiere con il loro presidente Lucio. Buonasera, ben arrivati, è un piacere avervi qui questa sera.
Parliamo della vostra manifestazione che si terrà il 7 di settembre, arrivata quest'anno alla 19ª edizione, intitolato Così vestivano a Quartu, che ripercorre oltre 100 anni di storia della città attraverso il vestiario antico. Quali sono le novità di quest'anno? Grazie Gloria, buonasera a tutti. Novità di quest'anno, da 19 anni a questa parte abbiamo iniziato con il recupero degli abiti antichi quartesi. Per fortuna i nostri antenati hanno conservato tutto, non hanno buttato. Pur passando le mode, gli abiti li hanno conservati, quindi siamo dovuti andare a riscoprire abiti anche tramite le foto del cimitero e ogni anno cerchiamo di recuperare la maggior parte degli abiti. Quest'anno ne porteremo 3 nuovi parliamo di abiti del 1895, 1890 e uno del 1910. Uno degli ultimi abiti, degli ultimi costumi portati a nozze a Quartu. Quindi saranno le novità di quest'anno. Invitiamo quindi il nostro pubblico il 7 di settembre a Quartu a venirvi a trovare. Sicuramente vi aspettiamo tutti, abbiamo una bella tribuna per il pubblico, quindi vi aspettiamo a Quartu il 7. Poi vi ricordo che il 14 abbiamo Sant'Elena. Chiedo scusa, Gloria, grazie. Voglio ringraziare tutti gli amici della Leva del 95 per la bellissima festa che hanno organizzato, per la calorosa accoglienza. Grazie di cuore veramente. Grazie Lucio per il tuo intervento. Vi lascio ancora con il gruppo folk suidano di Quartu Sant'Elena. Questa volta si esibiranno con Subalutundu, sempre accompagnati da Giacomo Longoni all'organetto.
Facciamo un grandissimo applauso agli amici di Quartus Sant'Elena e come potete vedere ogni passo tradizionale, ogni nota racconta una storia millenaria e noi questa sera siamo fortunati perché riusciamo a viverli direttamente. Ringraziamo Giacomo Longoni che li ha accompagnati all'organetto, anche per voi c'è un piccolo omaggio che ci viene consegnato da Rossana. Prego Rossana. Grazie ancora per essere stati qui con noi. Un applauso agli amici di Quartus.